Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo assistendo a giornate fredde e attenzione però, perché cambia il tempo, cambia nella prima parte del mese di dicembre, come la vivremo nel corso dei prossimi giorni. Giungeranno delle correnti più umide di matrice attico-marittima, pensate sull'Europa nord-occidentale, invece arrivando proprio sulla nostra penisola spingeranno delle correnti da sud-ovest che comunque riusciranno a mantenere nuvolosità spesso presente. Come vedete, la situazione andrà cambiando proprio per quanto riguarda l'America, perché proprio sugli Stati Uniti il vortice polare, le correnti più fredde, quindi del jet stream, riusciranno a spingersi verso in basso, quindi a occupare tutta quanta praticamente il Nord America, e gli stati vivranno un periodo gelido, soprattutto sul Canada, con valori sotto lo zero di parecchi gradi, meno 20 pensate. E invece sull'Europa spingeranno queste correnti sud-occidentali un po' più miti di matrice oceanica, che quindi non richiameranno in sé nessuna ondata fredda, almeno nelle prossime 2 settimane. Questa è la visione modellistica che viene anche confermata. Invece, come vedete, avremo insomma una giornata di sabato che sarà relativamente stabile, probabilmente quasi dappertutto, con la permanenza solo di qualche nuvolosità in aumento già dalla mattinata sui settori del nord, e poi nella giornata di domenica aumento invece della instabilità che avremo nella serata a partire dal nord-ovest, quindi il Piemonte, ma a carattere comunque debole se non localmente moderato sulla Liguria, e solamente qualche passaggio di nube alta altrove, con il centro che sarà in gran parte soleggiato eccetto qualche pioggia sulle province settentrionali del Lazio. Intanto, come vedete, la giornata di lunedì, eccolo che insomma questo minimo depressionario porterà solamente qualche ultimo piovasco lieve proprio nella nottata sulle regioni del nord-est, e tornerà quindi l'anticiclone con la prevalenza insomma di bel tempo, se non, attenzione, a qualche debolissima precipitazione che potrà arrivare proprio nella giornata di martedì. A partire dalla serata entrerà dall'Atlantico verso la Spagna, ancora una volta l'affondo di questo flusso un po' più fresco in matrice atlantica, temperature comunque, ricordiamolo, miti, perché non avremo nessun attacco freddo e di conseguenza a partire dal nord-ovest potremmo assistere a un nuovo peggioramento del tempo. Ma attenzione, perché quello che si rileva dagli ultimi aggiornamenti e si evince perfettamente è che gran parte del centro e del sud nel corso delle prossime settimane vivranno la permanenza di più aree di basse pressioni situate proprio su questi settori, e sulle 2 isole maggiori e il sud Italia si vivrà un periodo ricco di precipitazioni e con temperature leggermente inferiori alla norma del periodo. Invece saremo in media, se non leggermente sopra, soprattutto sul nord-est. Questa è la visione modellistica. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.